Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. 2 passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Avete sentito? L'espressione «non abbiate paura» in questo Vangelo appena letto ricorre per ben 3 volte. Ed è il segno evidente che le comunità cristiane cui si sta rivolgendo l'Evangelista sono piegate dal terrore generato da difficoltà, da persecuzioni e da ostilità di ogni tipo che bloccano il vivere e il convivere. Lo sappiamo tutti. La paura è un elemento costitutivo della nostra vita ed è una risorsa utile e preziosa quando segnala pericoli e quando difende da atteggiamenti incoscienti o inutilmente esposti al pericolo. Quando però la paura diventa paura della paura, diventa angoscia, diventa panico, questa paura blocca, paralizza ed espone a reazioni incontrollate per movimenti isterici e senza meta, pericolosi per sé e per gli altri. Imparare a gestire le proprie paure ed evitare che queste crescano dentro di noi fino a prendere il sopravvento sulla nostra razionalità, sulla nostra fede, è uno dei compiti della fede cristiana. Non a caso, le prime parole che l'angelo rivolse a San Giuseppe, pieno di paura e di terrore, sempre nel Vangelo di Matteo, sono «Non temere, Giuseppe». Proprio come dice poi, ancora nel Vangelo di Matteo, l'angelo alle donne che vanno al sepolcro e che cercano il corpo di Gesù morto e crocifisso. L'angelo dice loro: non abbiate paura. Restare schiacciati dalle paure e dunque non vivere, oppure al contrario, negarle e illudersi che nella vita non ci siano, si pensi ad esempio a chi corre per sfida con l'auto in città come se fosse in un deserto, sono le 2 facce della stessa medaglia. Non abbiate paura diventa perciò, in questo Vangelo, un forte invito anche per noi, per il nostro tempo e per i nostri sistemi sociali. Un invito, primo, per fare un esempio, a non aver paura ad accogliere oggi i cambiamenti e i nuovi stili di vita
se questi sono necessari per salvare noi e il pianeta da una catastrofe annunciata. È vero, come dicono tanti, si è sempre fatto così, ma è altrettanto vero che si può e si deve cambiare senza troppe rigidità e senza eccessive paure che ci porteranno poi ad avere meno sprechi, meno consumi inutili e nuovi stili di vita. Secondo, non aver paura riguarda però anche il difficile tempo in cui siamo inseriti. Rifiutarsi di vedere e di ascoltare le scene di morte che provengono da contesti di guerra vicini a noi o lontani, ignorare le centinaia di immigrati morti in mare, molti dei quali sono bambini, non è il modo migliore per gestire la paura, le paure per una Europa che sta andando nella direzione della indifferenza e del razzismo elegante, ben vestito, di chi respinge senza costruire una nuova e inedita mentalità. La parola di Gesù va in un'altra direzione e ci ricorda che non dobbiamo aver paura di chi cerca una nuova terra, di impegnarci ognuno per la pace, di continuare a credere che le trattative e il dialogo sono più forti di ogni arma. Penso poi, terzo, nel micro, nei nostri contesti relazionali. A cosa vuol dire non aver paura in ambito affettivo e relazionale? Non aver paura di entrare in una relazione seria, disposti ad abitare l'oggi con serietà e pronti a scommettere sul futuro con fedeltà e libertà. Non aver paura di mettere al mondo figli, sapendo che se si aspetta di essere pronti, di non avere debiti e di aver estinto il mutuo, i figli si fanno dopo i 65 anni. Ma non aver paura nemmeno della sfida educativa, anche perché oggi, dobbiamo dircelo con schiettezza, non è facile educare. In realtà educare non è mai stato facile, ma insieme è possibile e anche con buoni risultati pure oggi. Non aver paura dunque, ecco la quarta, di vivere e costruire il proprio oggi con libertà e generosità, sapendo che la nostra vita è una sola, ma che nello scorrere dei giorni esiste anche il grande dono del perdono che permette a tutti, nessuno escluso, di riprendersi dai propri errori e di ricominciare sempre. È ufficialmente iniziata l'estate e si va e si dovrebbe andare verso un tempo caratterizzato anche da riposo, da ritmi di vita meno frenetici e da possibilità di escursioni favorite anche dal contesto climatico più favorevole. Ecco perché posso permettermi una attualizzazione dell'invito a Gesù a non aver paura. In un tempo bello e caldo come l'estate non si abbia paura del silenzio, non si abbia paura a far riposare il nostro cuore con il perdono, il nostro spirito con un po' di preghiera nel segno dell'ascolto del Vangelo,
le nostre relazioni sempre di corsa con uno stare insieme meno frettoloso e le nostre comunità con piccoli segni di accoglienza e di generosità verso chi non riesce a intravedere nell'estate segni di speranza. Buona domenica e buona estate a tutti. Caro Gesù, mio fratello ed io abbiamo fatto sul balcone la casa per gli uccellini e ogni sera mettiamo per loro delle briciole di pane. E ascoltando il tuo Vangelo mi sono sentito anch'io come un uccellino del cielo nel palmo della tua mano. Nonno dice sempre che Dio è buono perché si occupa sempre di noi, perché non ci abbandona mai. Grazie Gesù per le vacanze, per il mare, per la montagna, per il lago e per tutti i posti belli dove ci si può riposare. Aiutaci Gesù a non dimenticare mai chi non può andare in ferie, chi è ammalato, chi è povero e che sta male, e donaci la forza di rispondere a chi dal mare chiede aiuto. Ti prego Gesù, per quanti sono morti in mare l'altro giorno, hanno detto che nella panza della nave c'erano anche tantissimi bambini. Rendici più buoni Gesù e grazie della tua parola.